E vabbè, se non avevi nient'altro, Ricky, io volevo chiederti se avevi qualche posto turistico da consigliarci e magari c'è qualche posto da vedere anche in zona tua. E magari se riusciamo tipo a vederlo anche noi in contemporanea, Ricky. Ah, Riesci sì, tipo a sì. cercare? Sì, adesso cerco se appena dici. E allora, di sicuro, secondo me, la città più carina, cioè la città più carina è Leiden. Detto Leiden, è abbastanza vicino a qui. Una specie di Amsterdam, però più piccolina e con quasi nessun turista. In effetti, Ah, sì. sì, molto Amsterdam, Sì, hai ragione. è una piccola Amsterdam, però c'è un castello poi in mezzo, è un po' più caratteristica, diciamo. Mhm. E simile a questa, ma ancora più piccola, è Delft, che è ancora più vicino a me. Sì, comunque molto olandese nel Esatto, complesso. stavo per Esatto. dire, mi piace molto comunque lo stile olandese. Mi dà abbastanza Esatto. pace. Queste sono proprio... Sì, è molto, molto lineare, molto Mm. organizzato. E queste sono le due cittadine che in realtà poi io non sapevo esistessero, poi ho scoperto esistere venendo qua e io le trovo personalmente più carine di Amsterdam. Mm. Quindi se ci E faremo mai un giro per l'Olanda, magari quest'estate, se direi di sì. apriranno i confini, eccetera, magari giriamo per queste zone. Decisamente. Poi dipende, cioè se vi piace l'architettura moderna, modernista e ponti strani, innovazione, Rotterdam di sicuro. Io avevo un amico che veniva da Rotterdam e mi aveva sempre detto che sì, era molto moderna, modernista la città. Anche perché Rotterdam è stata bombardata tipo rasa Sì. al suo 80% nel 44-45, quindi Ah, è proprio modernissimo. Sembra Abu Dhabi. sì, diciamo che secondo me è la città più moderna in Europa, cioè a livello di proprio che non c'è nient'altro, cioè è piena di grattacieli e architettura. Per esempio, in basso a destra vedi le case cubiche, che sono Wow. una cosa Ma è abbastanza qua strana. sì, il porto importante è Rotterdam. Sì, però non è la città, cioè non è in città, è un porto lunghissimo. Se tu cerchi porto di Rotterdam, è così. Il porto, esatto, il porto è lì dove c'è l'icona rossa. In realtà poi Rotterdam è molto più dentro. E io da dove vado in spiaggia, io abito abbastanza vicino alla spiaggia, da dove vado in spiaggia vedo il porto di Rotterdam verso sud. Sì, se vi piacciono, cioè, se vi piacciono le dune, le spiagge un po' selvagge così, è molto bella quest'area tra l'Aia e l'Aida. Cioè, è proprio un'area piena di dune. Cioè, sono dune sul mare alla fine, ci sono delle bellissime passeggiate o giri in bici che si fanno. A proposito comunque di spiagge che dicevi prima, io quando ero andato, eccola qui, ero andato a questo posto qui che si chiama Egmond aan Zee, di fianco ad Alkmaar, Ah. e c'era la spiaggia, era comunque primavera, ok, forse ancora inverno, e eravamo andati in spiaggia e c'era un vento, credo il vento più forte che io abbia mai sentito, però era bellissimo Esatto. perché... Se devo dire la cosa che mi dà, cioè che riesco ad acclimatarmi meno, cioè una delle cose per cui mi manca più l'Italia è il vento, cioè il clima in generale, perché ovviamente qua piove molto di più e c'è molto più nuvole, ma il vento è proprio una cosa costante. Cioè io vivo a 2 chilometri dal mare, quindi c'è vento tutti i giorni e tipo ieri, a parte che qui nevica, sta nevicando in questi giorni, c'è a -5, quindi fa un freddo cane, ma ieri c'era tanto di quel vento che non riuscivi neanche ad andare in bici. Infatti una cosa che mi ricordo è che tipo la mattina andavo a scuola in bicicletta e la mattina che c'avevo il vento contro facevo un sacco di fatica e il pomeriggio invece che ce l'avevo a favore arrivavo a casa Esatto. volando. Esatto, ma secondo me, per esempio, una cosa che mi stupisce sempre quando torno in Italia è che comunque io in Italia non vado in bici.
cioè vado poco in bici. Mm. E invece qui io, cioè quando andavo a lavoro facevo una media di 25-30 km al giorno Vabbè, in cazzo. bici. Ma così, cioè per andare dove dovevo andare, però Mhm. è normale. Invece quando vado a casa magari devo andare al supermercato che sono 2,5 km, 3 a farla grande, e dico vabbè, non prenderò mai la bici, vado in macchina. Anche se in realtà so che, cioè, lo faccio tutti i giorni qua, e infatti è una cosa che mi fa sempre Un po' strano. una cosa mentale forse, che qua siamo più abituati a pigliare magari l'autobus, la macchina, appunto. Ah sì. Sì, ma mi fa sempre ridere perché poi